In Veneto il Covid non fa più numeri, l'epidemia crolla, il tasso di positività scende all'1,26%. Meno pandemia uguale più libertà? Nemmeno per sogno. In questa equazione bisogna tener conto pure delle variabili, o meglio, delle varianti. L'inglese rappresenta ormai il 20% dei contagi. Il Veneto, vi ricordo, ha 8 varianti, 8 mutazioni, il virus di marzo non c'è più. Tra le 8, 5 sono mutazioni conosciute nel database nazionale, una è l'inglese e 2 sono mutazioni tipicamente venete. Il Veneto, dove il Covid è in calo, è circondato da cluster in crescita, ma mai gridare al lockdown senza aver fatto uno studio epidemiologico approfondito. Una misura così drastica deve essere sostenuta da valutazioni scientifiche condivise. Io resto convinto del fatto che quando si cita la parola lockdown bisogna avere un supporto dietro che sia di uno studio serio e argomentato e non dichiarazioni che poi ci fanno assistere a sto dibattito che è lunare tra scienziati, tra chi è a favore e chi è contro il lockdown. È come essere davanti a un medico, a 2 medici, e uno ti dice beccati la pasticca e l'altro dice non prenderla. Voi capite che il paziente, cioè siamo noi di mezzo, qualche dubbio ci viene. Sul fronte dei vaccini la campagna avanza. Con le dosi a disposizione oggi, per immunizzare tutta la popolazione ci vorrebbero 2 anni. Ma si potrebbe fare molto meglio. Con fiale a sufficienza si potrebbe avere un Veneto Covid-free entro l'estate. Se abbiamo fatto 650.000 vaccinazioni senza piani straordinari, senza allestire centri vaccinali di vario tipo, io credo che quel numero lo possiamo tranquillamente aumentare, forse invece di 650.000 possiamo forse arrivare anche al 1 milione al mese, se noi li avessimo. Quindi per fare 4 milioni ci servono 4 mesi.